Buonasera, le principali notizie. È polemica per l'invio del drone spia americano partito da Sigonella diretto verso il Golfo Persico. Non ci sta il segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo e dice la Meloni dica la verità. Caro prezzi, non basta il taglio delle accise e il credito d'imposta. A lanciare l'allarme l'associazione artigiani e piccole imprese di Mestre e il Codacons a farne le spese sono sempre comunque i consumatori. A Castelvetrano nel Trapanese la diga Trinità continua a sversare acqua in mare, la rabbia degli agricoltori, sarà un'altra estate a secco. Ad Agrigento la protesta dei cittadini di Ravanusa da 20 giorni senza acqua. A Palermo la manifestazione dei dipendenti della società italo-belga in cortea Mondello dicono non siamo numeri, vogliamo il lavoro. Oggi la giornata della memoria dell'impegno antimafia a Palermo sulla scalinata del Teatro Massimo, letti i nomi di oltre 1000 vittime di Cosa Nostra. A Catania scaricano di tutto e ci minacciano. A Sicilia 24 la denuncia dell'allenatore di calcio Salvo Bianchetti per una maxi discarica nelle vicinanze di Viale Tirreno. Giornate FAI di primavera. Nel fine settimana a Catania e provincia aprono 21 luoghi storici. Oggi vi portiamo alla scoperta del Balneum, le terme di una domus romana. Calcio, il Catania si prepara al match di lunedì con il Casarano. Viali porta il proprio credo tattico, sfida salvezza per Trapani e Siracusa. Eccoci, buonasera. E dunque già polemica per l'invio da Sigonella di un drone spia statunitense in volo sul Golfo Persico. Chiediamo alla Meloni la verità, dice il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, ospite della trasmissione Il Punto. Sentiamo Orazio Longo. L'MQ-4C Triton è considerato uno dei velivoli più avanzati della tecnologia militare moderna. Non si tratta di un drone armato, ma sta suscitando polemiche il suo utilizzo dopo che uno di questi, partito dalla base di Sigonella, è stato impiegato in sopralluoghi della US Navy, la marina statunitense, sull'isola di Karg nel Golfo Persico, a pochi chilometri dalla costa iraniana e a nord-ovest dallo stretto di Hormuz. Il ricognitore avrebbe compiuto lunghi giri attorno a quello che è considerato il terminale chiave del greggio da cui dipende buona parte delle risorse dell'Iran. Noi siamo molto preoccupati, chiediamo al governo parole di verità e la Meloni ogni volta non può raccontarci che non vede, non sente e non parla. È tenuto a informare il Parlamento e a dire ai siciliani come stanno le cose, anche con riferimento alle operazioni e alle esercitazioni militari della US Navy che hanno riguardato sia l'Etna che le Madonie. Dica la Meloni come stanno le cose ai siciliani e al Paese. Va ricordato che proprio perché non è armato il drone Triton non ha bisogno di autorizzazioni italiane per le sue missioni, ma rimane la questione politica e di sicurezza nazionale isolana sul ruolo dell'Italia in questa guerra, sottolinea Barbagallo. Non serve la dichiarazione del collega parlamentare o del giornalista di turno, serve che la Meloni dica in aula come stanno le cose e qual è il ruolo dell'Italia, anche perché lei di fronte al capo dello Stato ha rassicurato il Paese dicendo che l'Italia non avrebbe avuto nessun ruolo e le basi americane nel territorio italiano non sarebbero state utilizzate. Così però a noi non sembra. E le ricadute di questa crisi internazionale col taglio delle accise e il credito d'imposta che però non bastano a contenere il rincari con il diesel che supera, pensate, il 20% all'inizio dell'anno. A lanciare l'allarme sono la CGA di Mestre e il Codacons a pagare il prezzo più alto, ovviamente ai consumatori, ma non solo, trasporti e imprese. Sentiamo Veronica Barbarino. Non bastano gli interventi del governo per fermare il caro carburanti e tutto ciò che ne consegue. A sostenerlo sono l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre e il Codacons. Entrambe le associazioni promuovono il taglio delle accise e la possibilità, solo per alcuni mezzi pesanti, di un credito d'imposta, ma li giudicano insufficienti di fronte ai rincari registrati. Il diesel infatti è aumentato di oltre il 20%, mentre la benzina ha registrato un rialzo più contenuto ma comunque rilevante. Rincarata anche l'energia elettrica. A pagare il conto più salato sono soprattutto le categorie legate al trasporto, seguite dalle imprese con un effetto a catena che si traduce in un aumento inevitabile dei costi per i consumatori finali. Il Codacons nei giorni scorsi ha presentato un esposto alle procure siciliane per l'aumento del carburante e nello stesso tempo ha avviato le verifiche sugli anomali aumenti. Quello che si dovrebbe fare sarebbe intervenire strutturalmente, innanzitutto,
per quanto riguarda i costi dei carburanti, attuando dei meccanismi che automaticamente possano intervenire per abbassare la tassazione e quindi i prezzi alla pompa. Conseguenzialmente sarebbe necessario però attuare anche un grosso ed efficace sistema di controlli. L'obiettivo è evitare che i rincari continuino a pesare su famiglie e imprese, già messe a dura prova. A Palermo nuova intimidazione mafiosa, colpi di pistola sono stati esplosi la scorsa notte contro il deposito della Sicily by Car in via San Lorenzo. Danneggiate 4 auto parcheggiate, a sparare sarebbero stati 2 uomini scesi da un'auto. Alcuni clienti di un locale vicino avrebbero assistito alla scena e poi sarebbero fuggiti. La situazione che al momento investe la diga Trinità di Castelvetrano è uno dei paradossi più dolorosi e critici della gestione idrica in Sicilia e insorgono anche gli agricoltori che dicono così sarà un'altra estate a secco. Sentiamo Laura Spanò. Ancora una volta gli agricoltori della zona del Belice devono fare i conti col paradosso della diga Trinità di Castelvetrano. Vedere le paratie della diga aperte significa immaginare la quinta stagione estiva di seguito senza poter irrigare. Una situazione diventata inaccettabile per l'associazione Guardiani del Territorio che stamane si sono ritrovati per un sit-in pacifico nei pressi dell'invaso, così come si vede nelle immagini effettuate da Castelvetrano News. Parliamo di un comprensorio da 6.000 ettari vocato principalmente alla viticoltura. I lavori di adeguamento sono stati completati, ma ancora non si concede di accumulare l'acqua sino a 64 metri. Il limite concesso è 62 metri e l'acqua in eccesso viene così sversata a mare. Un paradosso, dicono i guardiani del territorio, che chiedono al ministero proprietario della struttura di concedere l'ok a 64 metri. Sulla diga sono stati completati lavori per oltre 1 milione di euro. Alcuni sono stati realizzati dall'ufficio dighe della regione, altri dalla protezione civile. Martedì 24 marzo verrà effettuato il sopralluogo dei tecnici sulla diga e nel frattempo i componenti dell'associazione hanno chiesto un incontro in regione. L'assessore regionale Francesco Colaianni ha fatto sapere di aver inviato al Ministero delle Infrastrutture la richiesta di incremento della quota d'invaso e di essere in attesa della risposta. E non va meglio nell'Agrigentino. A Ravanusa, pensate, da 21 giorni gli abitanti sono senza acqua e naturalmente sale la tensione. Sentiamo Davide Sardo. 21 giorni senza acqua e Ravanusa dice basta. Dalla riunione del comitato cittadino parte la protesta di una comunità ormai esasperata. Un incontro urgente per decidere il da farsi. Sul tavolo le iniziative da intraprendere per chiedere interventi immediati e risposte concrete. Alla base dell'emergenza le continue rotture alla condotta del tre sorgenti che da settimane impediscono il regolare afflusso nei serbatoi comunali, lasciando famiglie e attività in grave difficoltà. In una mancanza di erogazione di acqua di 20 giorni noi dobbiamo sopperire a questa mancanza, quindi utilizzando le autobotti che abbiamo a Ravanusa. AICA non può assolutamente bloccare le autobotti. Una situazione che si aggrava giorno dopo giorno mentre cresce la preoccupazione anche per le possibili ripercussioni sociali. Siamo stanchi di sentire dire da Siciliacque che ci staccano le utenze per questioni di debiti, per questioni non pagate. L'acqua deve arrivare comunque. I debiti e le difficoltà che ci sono vanno affrontate nelle sedi opportune, perché se non arriva l'acqua ai miei concittadini, così come agli altri cittadini delle comunità vicino, non si può parlare di altro. Adesso la città attende risposte concrete e tempi certi. L'emergenza continua, ma Ravanusa non intende più restare in silenzio. Oggi nelle Eolie momenti di apprensione e anche di timore per il sisma, ma nessun danno. Scosse nettamente avvertite, soprattutto ad Alicudi, Filicudi e Salina. Francesco Triolo. Erano le 2.46 quando la terra ha tremato nel Mar Tirreno. La scossa più forte, di magnitudo 4.6, è stata registrata al largo di Alicudi, seguita 3 minuti dopo da un secondo evento di magnitudo 4.3. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro si trova in mare, tra l'arcipelago delle Eolie e la costa settentrionale siciliana, ad una profondità di circa 29 km. Alle due scosse principali è seguito uno sciame sismico durato oltre un'ora e mezza, con almeno 15 eventi registrati in magnitudo
magnitudo compresa tra 2 e 3 gradi. La popolazione ha avvertito distintamente le scosse lungo tutta la fascia costiera, in particolare tra Palermo e Messina. Queste le testimonianze sui social. Ragazzi, eravamo a letto e stavamo dormendo, siamo saltati dal letto perché è stata forte. Proprio il letto si è sentito muovere e siamo saltati dal letto, guardate. Tutti svegli. Ora vediamo, ci andiamo a fare magari un giro, aspettiamo un'oretta. Sono le 3 meno 10. Ragazzi, l'avete sentito il terremoto? Niente, raga, io non ho paura di più. La verità, io non mi vergogno. Io mi infilavo un sottotuta perché matte che io scappo, ragazzi. Io ho troppa paura. A mia casa siamo tutti svegli. Nonostante la paura non ci sono stati danni a persone o cose, lo sciame sismico si è progressivamente attenuato fino all'alba. Gli esperti spiegano che l'area del Tirreno meridionale è ad alta sismicità, le scosse sono legate all'attivazione di faglie profonde, non sono eventi insoliti per questa zona. La situazione resta sotto monitoraggio mentre la protezione civile invita alla prudenza ma senza allarmismi. Ridateci il lavoro e le capanne. A Mondello la rabbia dei 200 lavoratori stagionali degli storici abbonati dopo la revoca della concessione della spiaggia all'italo-belga. È stato un sabato di protesta nella borgata marinara. Marco Gullà. Da un lato ci sono i ricorsi al TAR, le polemiche della politica, i lotti della spiaggia di Mondello da affidare, i mesi delle concessioni brevi. Dall'altro lato, invece, ci sono loro, i circa 200 lavoratori stagionali della italo-belga che stanno facendo i conti con la realtà, ovvero con un lavoro che probabilmente non c'è più. I lavoratori a tempo determinato verosimilmente non avranno un impiego per questa stagione estiva. Oggi la manifestazione a Mondello. Finito il militare, da ragazzino giustamente uno cercava di non pesare troppo ai genitori, ma poi è diventato poi un mestiere, visto che la possibilità qui in spiaggia mi ha dato la possibilità di lavorare fino a 7-8 mesi l'anno. A noi interessa che venga garantito il lavoro, che sia il lavoro lo garantisca la società Mondello o in futuro lo garantiscono altre aziende, noi vogliamo garantito il lavoro. I colleghi, lavoratori stagionali che lavorano da 20-25 anni in azienda perché lavorano 5-8 mesi l'anno, sanno che hanno quel periodo di lavoro e si sono organizzati la vita per questo motivo. L'estate in spiaggia non sarà più la stessa, dicono manifestanti e lavoratori. Conosco tante persone sia di Mondello, di Valdesi che di Partanna che in questo periodo stagionale, nella stagione estiva, insomma, lavoravano e oggi non hanno certezza sul loro impiego. Continuano i rumori per la movida in strada. Il comune di Palermo è stato condannato al risarcimento di 60.000 euro. È l'epilogo della denuncia collettiva presentata nel 2020 da 4 proprietari di un edificio in via Cagliari, affittato ad una società per rendere la struttura un'attività ricettiva. Oggi è il giorno dell'impegno dell'antimafia ed è soprattutto la memoria delle vittime. A Palermo, sulla scalinata del Teatro Massimo, sono stati letti oltre 1.000 nomi di vittime di Cosa Nostra. Sentiamo il servizio. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo. I ragazzi di ben 31 scuole in piazza a Palermo, nonostante la giornata libera per ricordare le vittime di mafia. Sono saliti sulla scalinata del Teatro Massimo e da lì a turno hanno pronunciato tutti i nomi, oltre 1.000, non solo per fare ricordo, ma anche per trasmettere idee che la mafia avrebbe voluto uccidere insieme alle donne e agli uomini. Oggi la mafia uccide molto meno, ma è molto più insidiosa, penetra le istituzioni e in alcuni ambienti riesce a diventare mito e ad attrarre nuove generazioni trasformando il criminale in eroe. Queste giornate servono proprio a interrompere quel circuito perverso di una mafia del passato che rischia di diventare, come dire, eroica per alcuni ragazzi, per alcune ragazze. Il messaggio veicolato oggi nella giornata dedicata al ricordo di tutte le vittime della mafia parte dai giovani ed è rivolto ai giovani e sono proprio loro, i ragazzi, a segnare uno spartiacque fra la violenza e la società civile. Ci dicono che quello che dobbiamo
dobbiamo fare è sempre non dimenticare, andare avanti, cercare di portare questo pensiero. Dobbiamo ricordare tutti. Oltre Palermo, il ricordo è avvenuto in tante altre città d'Italia, mentre la manifestazione nazionale del 2026 si è tenuta a Torino. Una breve pausa poi a Catania per l'ennesima discarica, pensate vicino, Viale Tirreno. Scaricano di tutto e ci minacciano. A Sicilia 24 la denuncia di Salvo Bianchetti, l'allenatore di calcio, che è appunto per questa maxi discarica proprio nei pressi di Viale Tirreno. Siamo a Catania ovviamente. Tonino De Mana. C'era una volta il prato, anzi il prato c'è ancora, solo che non si vede perché ormai sepolto da tonnellate di immondizia. Al posto del verde prevalgono il bianco degli enormi sacchi che contengono scarti edili, delle carte di documenti e di una vasca da bagno, ma anche il marrone di sottovasi e tegole e tanti altri colori che non stiamo qui ad elencare. Benvenuti nell'ennesima discarica catanese, nella fattispecie in un'area a ridosso di Viale Tirreno, un'altra zona franca dove i controlli non esistono. Qui si viene e si butta di tutto in qualsiasi ora del giorno e della notte. Non distanti da quest'area, ormai trasformata in una gigantesca pattumiera, ci sono le abitazioni ed una struttura sportiva. È una vergogna per la città come Catania, anche se è stato messo un cancello, ma il cancello è stato divelto, è stato rotto e la gente arriva con i camioncini, con le macchine e scaricano tutto quello che c'è da scaricare. Sul Viale Tirreno 20 c'è un doppio problema ambientale e di sicurezza. Se noi per caso siamo in quel momento, siamo lì, io vedo che qualcuno sta entrando e qualcuno magari vado a redarguirlo, qua non si butta, magari ti minacciano. E lei è capitato? Sì, a me è capitato, mi è capitato anche a una signora, a una mamma di un bambino che stava facendo una fotografia alla targa della macchina e questi l'hanno minacciata. La signora si è spaventata e praticamente se n'è andata. Da una discarica all'altra ci spostiamo in via Ugo Bassi per mostrare un altro scempio, forse un tempo videosorvegliato, oggi non più, visto che l'immancabile incendio di spazzatura ha messo fuori uso la telecamera che vedete, irrimediabilmente danneggiata, ma tanto sarebbe servita a poco. A Catania il FAI di primavera in questo fine settimana apre 21 luoghi e tesori sotterranei. Oggi vi portiamo alla scoperta del Balneum, le terme di una domus romana del II secolo d.C. Eva Spampinato. Era qui sotto gli occhi di tutti, ricoperto da colate laviche, demolito da terremoti e poi sommerso da altre costruzioni. Davanti all'ingresso del monastero dei Benedettini, dove ogni giorno passano migliaia e migliaia di studenti, docenti, turisti. Eppure Piazza Dante custodiva un altro tesoro e ancora più antico delle bellezze monumentali che tutti noi conosciamo e ammiriamo quotidianamente, dal monastero alla chiesa di San Nicolò l'Arena. Eccolo, un balneum romano che risale, pensate? Risale all'età imperiale, secondo-terzo secolo d.C. Era appunto una zona residenziale in epoca appunto tarda del periodo di Augusto. Impianto termico privato, si trovava nel giardino privato di una domus. Ad aprirlo per la prima volta al pubblico ci ha pensato il FAI Catania, che oggi e domani in città e provincia apre 21 luoghi tra tesori sotterranei, palazzi istituzionali e percorsi inclusivi per le tradizionali giornate di primavera. Da qui usciva l'acqua che andava a finire all'interno del calidarium. Il calidarium era la zona appunto riscaldata che si trovava in prossimità del prefornium, che era un forno dove appunto l'acqua veniva riscaldata. Poi c'erano anche i frigidarium, che erano le vasche di acqua fredda. Abbiamo appunto anche gli apoditerium, che erano degli spogliatoi dove appunto loro potevano cambiarsi. Memoria di un passato che attraverso i palazzi nobiliari e istituzionali, i saloni, le ville, le dimore antiche e le chiese storiche racconta il nostro territorio in continua trasformazione. Breve pausa alla pagina dello sport, il calcio, il Palermo che in trasferta vince a Padova e il Catania si prepara invece al match di lunedì col Casarano. Vittoria d'oro per il Palermo che in 10 ha espugnato Padova per 1-0 grazie al gol di Bani, i rosanero che consolidano il quarto posto e sperano ancora nella promozione diretta. A Catania invece nel pomeriggio momenti di tensione tra tifosi della squadra nella zona del Castello Ursino. Un gruppo organizzato della Tribuna B e un altro della Curva Sud hanno sfiorato lo scontro dopo una discussione nata ieri sera all'uscita da un locale. Dopo il lancio di bombe carte e l'intervento della Digos ha evitato che la situazione degenerasse.
Veniamo al calcio giocato. Il Catania prepara il match di lunedì col Casarano. Viali porta il proprio credo tattico, ma vuole mantenere la solidità difensiva. Marco Carli. Partire dalle certezze. Questa è la prospettiva del Catania, almeno per la prima di Viali lunedì con il Casarano, insieme ad accorgimenti diversi legati ai movimenti e alla volontà di far crescere la proposta offensiva della squadra. Ma prima appunto le sicurezze di una squadra che a livello difensivo è e resta la migliore, soprattutto in casa dove resiste il record degli 0 gol subiti. La solidità difensiva è un fattore, retroguardia 3, come è stato finora, con la possibilità, arretrando un esterno, di portarla a 4 in alcune fasi. Flessibilità, come annunciava Viali in conferenza stampa. Ciò che non vuole essere flessibile è invece il risultato, perché contro il Casarano il Catania vuole i 3 punti, aumentano le possibilità di esserci per Cicerelli, mentre Forte spinge per ritornare in gruppo la settimana prossima. I rossazzurri affrontano una squadra che in casa viaggia a ritmi elevati, sesta nella classifica dei punti conquistati fra le mura amiche. Il rendimento si abbassa in trasferta con i pugliesi di Bari che hanno raccolto finora 14 punti. Dati statistici insieme allo stato di forma di Chiricò, 15 reti già per lui in campionato, numeri che servono ma che il Catania guarda fino a un certo punto, impegnato com'è nell'assimilare il metodo Viali, che parte come detto dalle certezze e dalla qualità di alcuni interpreti che può riemergere. Un nome su tutti, Caturano, con l'Altamura negli ultimi minuti ha fatto vedere quanto può diventare incisivo con i suoi movimenti. Dal bomber agli altri la media gol da aumentare è la chiave decisiva per i playoff. Appuntamenti casalinghi domani per Trapani e Siracusa. I Granata ospitano al Provinciale il Potenza, gli Azzurri al De Simone il Picerno. Sergio Colosi. Gemelli fino all'ultimo, domani una sfida cruciale senza appelli, giovedì prossimo l'ennesima penalizzazione. Per Trapani e Siracusa, penultimi con 24 punti, il destino è appeso ad un filo. In attesa di un'altra udienza davanti al Tribunale Nazionale e Federale, la squadra di Aronica riceve al Provinciale il Potenza con l'unico obiettivo della vittoria, indispensabile per evitare la retrocessione diretta senza play-out. Il Potenza, che in settimana ha vinto la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C contro il Latina, è decimo, rilanciato da 4 punti in 2 giornate dopo un doppio KO contro Benevento e Cosenza. Confermato il Trapani, che nel turno precedente ha pareggiato a Picerno con Balla, Winkelmann e Benedetti trequartisti, Battimelli punta. Siracusa-Picerno è sfida salvezza ad alta tensione, con le 2 formazioni divise in classifica da 8 punti. Quello di domani sembra l'anticipo di un possibile play-out, ma l'esito di questa gara, l'entità della seconda penalizzazione degli azzurri e le ultime 5 giornate potrebbero mutare l'attuale scenario. Tifosi chiamati a raccolta al De Simone, con sconti per donne e under 18. Turati perde lo squalificato Riccardi, ma recupera Zanini. Prima di chiudere un'ultima notizia, la vendita dei biglietti del Sicilia Express per le festività pasquali è stata posticipata di qualche giorno per motivi tecnici e amministrativi. La nuova data di messa in vendita dei titoli di viaggio sarà resa nota all'inizio della prossima settimana. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buon fine settimana.